Mamma mia, per 29,30 l'ho scansata quella macchina, per 29, stavo per cadere, mi sono salvato per 29,30, ecco, nullaggio cugliuto per 29,30. Per 29,30 in lingua napoletana significa per un pelo, per un'inezia, per una piccolezza, veramente una cosa, però significa pure, che ne so, all'ultimo minuto, oggi perso treno per 29,30, una cosa... sono arrivato punta a punta, in canna, all'ultimo, per 29,30. Ma perché la scelta di questi due numeri nelle lingue meridionali? 29, secondo alcuni studiosi sono gli ultimi 2 giorni del mese e quindi per tutte quelle scadenze, no? Entro fine mese, cerchiamo di ottenere un risultato entro fine mese e uno ce la fa proprio ponta a ponta per 29,30, la distanza che passa fra un 29, un pelo, non passa niente, per 29,30. Oggi pigliato l'esame per 29,30, proprio per un caso, a stento ce l'ho fatta. Geolier pure canta, oggi perso Sanremo per 29,30, vedete 29,30, a proposito non confondiamo 29,30, il detto napoletano, con Am fatt 30, facim 31. Questa è un'altra cosa. Questo è un detto che risale al 500, quando Leone X doveva nominare un gruppo di cardinali, c'era l'opposizione dei vecchi cardinali, aveva fatto una lista già numerosissima di 30 cardinali e aveva dimenticato un suo amico carissimo. A un certo punto fermò tutto e disse: abbiamo fatto 30, facciamo 31. Però il detto napoletano è chiaro, 29 e 30. È casuale questa scelta? Beh, i napoletani sono sempre un po' furbetti, no? Perché in realtà 29 e 30, se noi facciamo riferimento al significato della Kabbala di questi due numeri, è un significato un po' particolare. 2 organi del corpo, 29 è il pene, o padre e creatura, 29. 30 sono invece i testicoli, 30 è pallo rotonente, e quando c'erano le tombole familiari c'era sempre qualcuno quando usciva il 30 che aggiungeva tu e sciacqui e tengo mente. Beh, allora che distanza c'è fra 29 e 30, anche in senso morfologico, ma non voglio essere troppo volgare, però fra pene e testicoli la distanza è veramente minima, sono 2 numeri casuali, chi lo sa. Beh, certo che fra 29 e 30 non c'è proprio veramente nessuna differenza. Sta cominciando a chiovere, dobbiamo scappare, ce l'abbiamo fatta per 29 e 30. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, accattata villa.